Un simbolo e un richiamo per tutti di un impegno a vigilare costantemente perché non si ripetano più femminicidi e violenze contro le donne. La rete regionale dell'Auser fa proprio il messaggio globale che invita a fermarsi e a riflettere sui soprusi di cui pressoché quotidianamente sono vittime le donne di ogni età, attraverso l'installazione di panchine rosse nei luoghi di aggregazione di 50 città venete. A Belluno la panchina è stata svelata al Parco Città di Bologna. Le persone di una certa età naturalmente molte volte possono essere state reticenti nei confronti di questo problema. La nostra iniziativa vuole anche portare in luce chi sostanzialmente magari ha un po', come posso dire, nascosto. E la panchina rossa è un simbolo che vuole aiutare a far emergere un fenomeno assai diffuso anche nel bellunese, ancorché sottaciuto, pure fra la popolazione femminile anziana. Non necessariamente l'aggressione sessuale o la violenza fisica, ma molte forme più sottili, più subdole di violenza che sono il maltrattamento, il disagio economico a volte, la solitudine che si svolge nel silenzio, nella solitudine delle loro case. La rete Auser, con le sue varie espressioni, è una delle strutture che più possono avvicinare questo tipo di fenomeno perché si occupano di interagire con le persone anziane. La messa in opera delle panchine rosse, ha ricordato l'assessore alle politiche sociali del comune di Belluno, Lucia Pellegrini, segue l'entrata in vigore del codice rosso per il contrasto alla violenza contro le donne.